parti del mondo, se guardiamo la società, la vita, la legalità, la giustizia anche con gli occhi degli altri, la guardiamo in modo diverso. Ecco. Io, come è stato detto, mi chiamo Pierluigi, il cognome di piazza, sono carnico di origine, di Tualisi, un piccolo paese dell'Alta Val Degano, sono prete da 37 anni, sono azuliano da 30 anni, adesso proprio in questi giorni, 29 novembre dell'81, e lì, e poi magari ne riparleremo, mi è venuta questa ispirazione di aprire la casa parrocchiale per accogliere delle persone che avessero avuto bisogno. C'era un contributo regionale, invece di costruire una villa per il parroco, ho detto in chiesa io a questo non ci starò mai, perché i soldi della regione sono soldi pubblici e quindi mi pare che il Vangelo insegna a condividere. E quindi abbiamo costruito nella casa canonica, nella casa parrocchiale, 2 appartamenti e uno per accogliere chi avesse avuto bisogno. Questa è stata l'ispirazione del centro Balducci, che poi negli anni successivi è cresciuto fino ad accogliere dal 2003 una cinquantina di persone e di essere insieme anche un centro culturale, con la promozione di tanti incontri con persone presenti che vengono, non solo quelle ospitate, ma anche a questi incontri da diverse parti del mondo. Non erano previsti gli stranieri e poi di fatto nell'88 febbraio hanno bussato alla porta alcuni immigrati. Da lì come è nata, da un'evidenza storica, è nata l'attenzione a loro, pensando che il fenomeno migratorio, come poi si è dimostrato, sarebbe stato lungo negli anni, ampio nelle proporzioni. Ecco, oggi viviamo continuamente questa esperienza di 50 persone accolte e di una promozione culturale che continua anche in rapporto anche con le scuole che vengono a Giuliano, e poi anch'io continuo ad andare nelle scuole, anche se non più insegnante ufficiale, ma insomma insegnante. A condividere mi piace più dire. Ecco. E avevo segnato qui che la legalità e la giustizia dovrebbero essere sempre unite, mi spiego, perché voi ricordate anche dalle medie, quando avete studiato la storia recente, che nel 1938 nel nostro paese c'è stata, io ringrazio per questo invito, saluto con molta cordialità, con amicizia ciascuna di voi. Ho preparato qualche appunto, quindi resto di qua del tavolo per scorrere, perché credo sia sempre doveroso preparare anche qualche appunto, perché la riflessione possa essere abbastanza logica, di una logica esistenziale, c'è una logica anche dell'animo, della coscienza delle persone. Però vorrei che questo nostro incontro, io come è stato detto mi chiamo Pierluigi, il cognome di piazza, sono carnico di origine, di Tualisi, un piccolo paese dell'Alta Val Degano, sono prete da 37 anni, sono azuliano da 30 anni, adesso proprio in questi giorni, 29 novembre dell'81, e lì, e poi magari ne riparleremo, mi è venuta questa ispirazione di aprire la casa parrocchiale per accogliere delle persone che avessero avuto bisogno. C'era un contributo regionale, invece di costruire una villa per il parroco, ho detto in chiesa io a questo non ci starò mai, perché i soldi della regione sono soldi pubblici e quindi mi pare che il Vangelo insegna a condividere. E quindi abbiamo costruito nella casa canonica, nella casa parrocchiale, 2 appartamenti e uno per accogliere chi avesse avuto bisogno. Questa è stata l'ispirazione del centro Balducci, che poi negli anni successivi è cresciuto fino ad accogliere dal 2003 una cinquantina di persone e di essere insieme anche un centro culturale, con la promozione di tanti incontri con persone presenti che vengono, non solo quelle ospitate, ma anche a questi incontri da diverse parti del mondo. Non erano previsti gli stranieri e poi di fatto
nell'88 febbraio hanno bussato alla porta alcuni immigrati, e da lì come è nata, da un'evidenza storica, è nata l'attenzione a loro, pensando che il fenomeno migratorio, come poi si è dimostrato, sarebbe stato lungo negli anni, ampio nelle proporzioni, e oggi viviamo continuamente questa esperienza di 50 persone accolte e di una promozione culturale che continua anche in rapporto anche con le scuole che vengono a Giuliano, e poi anch'io, almeno così mi pare di proporre anche a voi, forse una condivisione, non tanto una lezione da una parte all'altra, ma una condivisione di vissuti, di ideali, di percorsi, di fatiche, di un'esperienza che io vi consegno con umiltà e con passione, con determinazione, e che poi spero possa essere una condivisione anche dei vostri vissuti, delle vostre domande, dei vostri interrogativi. Ecco, su questo grande tema, grande questione, ero qui l'altra sera sulla giustizia, sulla legalità. Se guardiamo la società, la vita, la legalità, la giustizia anche con gli occhi degli altri, la guardiamo, ecco, in modo diverso. Ecco. Io, come è stato detto, mi chiamo Pierluigi, il cognome di piazza, sono carnico di origine, di Tualis, un piccolo paese dell'Alta Val Degano. Sono prete da 37 anni, sono a Giuliano da 30 anni, adesso proprio in questi giorni, 29 novembre dell'81, e lì, e poi magari ne riparleremo, mi è venuta questa ispirazione di aprire la casa parrocchiale per accogliere delle persone che avessero avuto bisogno. C'era un contributo regionale, invece di costruire una villa per il parroco, ho detto in chiesa io a questo non ci starò mai, perché i soldi della regione sono soldi pubblici, e quindi mi pare che il Vangelo insegna a condividere, e quindi abbiamo costruito nella casa canonica, nella casa parrocchiale, 2 appartamenti e uno per accogliere chi avesse avuto bisogno. Questa è stata l'ispirazione del centro Balducci, che poi negli anni successivi è cresciuto fino ad accogliere dal 2003 una cinquantina di persone, e di essere insieme anche un centro culturale, con la promozione di tanti incontri con persone presenti che vengono, non solo quelle ospitate, ma anche a questi incontri da diverse parti del mondo. Non erano previsti gli stranieri, e poi di fatto nell'88 febbraio hanno bussato alla porta alcuni immigrati, e da lì come è nata, da un'evidenza storica, è nata l'attenzione a loro, pensando che il fenomeno migratorio, come poi si è dimostrato, sarebbe stato lungo negli anni, ampio nelle proporzioni, e oggi viviamo continuamente questa esperienza di 50 persone accolte e di una promozione culturale che continua anche in rapporto anche con le scuole che vengono a Giuliano, e poi anch'io continuo ad andare nelle scuole, anche se non più insegnante ufficiale, ma insomma insegnante. A condividere mi piace più dire. Cos'è, Pierluigi, che ti guida nella vita? Perché è importante avere delle guide nella vita, dei riferimenti, altrimenti da che parte procediamo? Io risponderei così: mi sento guidato dal Vangelo, sì, perché è un messaggio straordinario, quando è inteso come il Vangelo esprime, ecco, non quando è strumentalizzato, annacquato, distorto. Il Vangelo, la Carta universale dei diritti dell'uomo, e terzo, la Costituzione. Io mi permetterei, con tutto il rispetto, di proporre queste linee guida della mia vita come alla vostra, non dico condivisione immediata, alla vostra considerazione, per vedere se ne vale la pena, e adesso vi dirò qualcosa rispetto a questo. Ripeto, allora, io mi sento come linee guida il Vangelo, perché il Vangelo di Gesù di Nazareth, quando non è, appunto, vi dicevo, strumentalizzato, anche se io ho sempre, ma non ci conosciamo, ho un grande rispetto anche per chi non viene mai in una chiesa, però veramente sento, e adesso ho avuto anche in questi mesi
e non so se avete magari, non lo dico per protagonismo, ma come un'informazione, ho avuto l'occasione, che io la conosco già dal 1993, c'è stata l'occasione di un dialogo fitto in questi mesi con Margherita, che si dichiara atea, no? È uscito questo libro da poco, Io credo, dialogo fra un'atea e un prete, e io in questo dialogo con Margherita, che fra l'altro in questi giorni sta poco bene, ricoverata in ospedale, proprio dopo la presentazione che le abbiamo fatto nel centro Balducci martedì scorso proprio del libro, e c'era una folla che faceva veramente impressione, e quello che colpisce anche tanti ragazzi, tanti giovani, anche più di qualcuno della vostra età, e ci si chiede come mai Margherita Hack, ad esempio, che ha 90 anni compiuti, riesce a comunicare ai giovani, certo il suo fascino di scienziata, certamente, che ha sempre studiato le stelle, certamente, ma io anche conoscendola più direttamente in questi mesi, perché i colloqui sono stati vissuti proprio a casa sua a Trieste, ho ulteriormente, mi pare almeno, di aver percepito perché questo avviene, perché lei è una persona autentica, diretta, semplice, e perché riesce da grande scienziata a comunicare con un linguaggio comprensibile da tutti anche dimensioni, questioni difficili. E per questo e viene avvertita insieme alla sua simpatia, credo, per questa linearità di vita. Allora lei dice atea, io dico sono umile credente in ricerca, sempre anche prete, e c'è stato un incontro molto bello, positivo, e su tantissime situazioni della vita, quelle di cui ad esempio oggi parliamo insieme, siamo d'accordo. Mi sento d'accordo più con lei che con delle persone che si dichiarano cattoliche, che ogni qual momento rivendicano radici cristiane, cultura cattolica, e poi le sento così lontane quando si riflette su queste grandi questioni: giustizia, giustizia, legalità, pace, accoglienza, rispetto dell'ambiente. Sento lontana, e Margherita la sento vicina, si condivide in pieno questo. Allora il Vangelo, la Carta Universale dei Diritti dell'Uomo, poi leggeremo il primo articolo che basterebbe, perché poi gli altri sono come una conseguenza. Il primo è come un faro, una luce, e la nostra Costituzione italiana. Però, ecco,